Buonasera, sta per iniziare la partita da 5 fronti che vede impegnata la squadra locale Jolly contro la Cupe Volley Battiati. Arbitrano Scavelli Martina e Donato Raffaele. In campo Petrone, Bonsigliore, Saglimbene, Raso Francesco, Bertone, Raso Andrea, libero De Costa. Per la Jolly Samuel Aprile, numero 1. Mateus Dallagnol, Alessandro Bellucci, alzatore. Numero 10 Chillemi Giovanni. (14) Laganà Domenico. E centrale Nicolas Nardi con il numero 17. Libero Salomone Francesco.
Si comincia con un minuto di silenzio. Alla battuta Petrone Sergio, riceve Giovanni Chillemi, attacca Domenico Laganà ed è punto per la Jolly. Nicolas Nardi al servizio per la Jolly. Pallonetto del numero 14, raso Francesco, non riesce Samuele Aprile ad agguantare il pallone. Al servizio raso Andrea ed è Matteo Sodallagnol che porta il 2-1 la Jolly.
Ritorniamo sul 12-10 per un piccolo problema tecnico. 12-11 in questo momento. Riceve Salomone, servito Laganà, tocco del muro, 13-11. (13-12), Raso Francesco al servizio. Stiamo cercando di sistemare il replay. Out intanto questa battuta. Al servizio Samuele Aprile. Riceve Raso, numero 11, tocco del muro, schiaccia Bonsignore, 14-13. Lo stesso Bonsignore ora al servizio. Cade in campo, calcola male la traiettoria Salomone, e palla che cade all'incrocio per il 14 pari. Saglimbene sempre al servizio. Riceve Salomone, servito Laganà, tocco del muro, sporcato dal muro questo attacco. 15-14. Laganà al servizio. È out. Bertone, incaricato del servizio al Gempe Plot, riceve bene Salomone, servito Giovanni Chillemi, posto 6 e palla a terra, 16-15. Lo stesso Giovanni Chillemi ora al servizio. Costa, ultima, centrale, si tuffa Giovanni Chillemi, punto Rupe. Mateos dall'Agnol
Tanto rientra De Costa. Nicolas Nardi al servizio. Samuele Aprile sfrutta questa errata ricezione del 17 Raso per portare a 2 lunghezze il vantaggio della Jolly sulla Cupe, 18-16. Riceve Costa, Murato, alzata di Domenico Laganà, free ball per la Cupe con il numero 17 Raso Andrea, va a segno. Raso al servizio, Salomone non riceve, 18 pari. Giovanni Chillemi, Matteo Sallagnol tenta la palla spinta, alza trombetta per Raso de out, tocco, c'è stato un tocco, 18-19, time out. Raso Andrea al servizio, riceve Giovanni Chillemi, tocco di Bellucci per Samuele Aprile che non si fa fregare 2 volte, 19 pari. Bellucci al servizio, rientra De Costa. De Costa riceve, recuperata la palla dalla Jolly, pallonetto di Raso e Laganà mette a terra. Raso Francesco e Raso Andrea, 14 Raso Francesco, 17 Raso Andrea. Non abbiamo, se è possibile, inquadrare il numero 2 sulla maglietta per vedere il nome, perché non ce l'ho nell'elenco.
se il 14 è raso, il numero 2 è sicuramente un altro raso, quindi nell'elenco che abbiamo c'è qualche, a meno che non sono 3 raso. Oh, sbuccia la palla raso, io ho 17 raso Andrea. Tanto continua Bellucci, ottima questo scambio della Cupe con Petrone che va a segno 21-20. Riceve Giovanni Chillemi, alza come può Bellucci, la Ganà manda dall'altra parte. Salomone, primo tempo, pallonetto di Samuele Aprile che non era ben posizionato. 22-20. Matteo Stalagnolo ora al servizio. Chiamato time out dalla Cupe. ...24 Jolly, 20 Cupe, primo set point con l'aiuto della tifoseria al seguito della Cupe. Abbiamo cercato di fare un pochino ordine nei numeri. Allora il 2 è Raso Andrea, mentre il 17 è Saglimbene. È out questo primo set point, sprecato il primo di 4. È entrato il numero 8 sperando che Petrone Dario nell'elenco fornitomi. Riceve Giovanni Chillemi, alzata per Domenico Laganà che porta a 1-0 per la Jolly. 25-21. Andiamo al secondo.
Nella Jolly segnaliamo l'ingresso in squadra del palleggiatore Foti Fiorenzo, proveniente da Reggio Calabria, in prestito, in quanto il nostro secondo palleggiatore purtroppo per un infortunio al ginocchio ha dovuto lasciare. Un problema congenito al ginocchio non gli permetteva di giocare. Giovanni Chillemi per questo secondo set al servizio, prima palla, sfiora il nastro, intanto c'è stato un tentativo di testa del nostro libero, il 17 Saglimbene, abbiamo corretto i numeri. Riceve Giovanni Chillemi, Nardi, tocco del muro, trombetta alza, di nuovo Chillemi, Laganà, tocco del muro, Petrone, pipe di Saglimbene. Di nuovo Nardi, questa volta Murato, tre Gupe, Saglimbeni, riceve Salomone, alzata per Matteo Salagnolo che insacca, non ce la fa, raso Andrea a tirarla su. Out. Raso intanto ha battuto e Matteo Salagnol mette giù questa palla per il 2-4. Jolly in P1, Bellucci al servizio. Primo tempo bello con Bertone e Petrone che si trovano. (2-5).
Francesco Raso al servizio. Matteo Salagnol riceve la Ganà, carica, oltre che essere out c'è anche invasione a rete di Matteus. 4 i punti di vantaggio in questo secondo set della Cupe, con sempre il 14 Francesco Raso al servizio. Riceve bene Salomone, la Ganà non riesce Trombetta a fermare l'attacco di Laganà. Matteo Salagnoli intanto al servizio. È out. Troppo lunga questa battuta di Matteo Salagnol. Bonsignore al servizio. Su posto 6 indica, vediamo. Fortunosa questa presa. Intanto Francesco. La Ganà presa questa volta dal libero, ma non ce la fa. Invasione, invasione. Non ha fermato il gioco sotto gli occhi. No, era caduto con mezza corpo sulla linea, e se tocca la linea è in campo. Comunque è stata data di qua. 4-7. C'è ancora la macchia a terra del sudore sulla striscia. Aprile al servizio. Su Trombetta, out. Chiamata da tutta la panchina, out. Quattro 8. Al servizio Bertone, manda a rete. Cinque 8 Laganà al servizio. Riceve Saglimbene, tocco a rete, c'è stata un'invasione sicuramente. Alza Salomone per Laganà. Giovanni Chillema tenta un pallonetto, c'era sulla palla Saglimbene, ma Andrea Raso, distinto, cerca di prendere la palla e la toglie sulle mani sicure di Saglimbene. 6-8. Laganà, Trombetta tiene bene, no, Trombetta non era,
out, ma tocco del muro, era il primo libero, era De Costa. 6-9. Petrone Sergio al servizio, numero 4. Riceve Salomone, Laganà, questa volta non trattiene trombetta. Giovanni Chillemi al servizio. Giovanni tiene, alzata di Nicolas Nardi. Murato, Francesco Raso, 8-9. Saglimbene riceve e Saglimbene con una palla spinta tenta una palla spinta, ma arbitro la chiama out. 9 pari. Sempre Giovanni Chillemi al servizio. Doppia. Nove 10 e Saglimbene al servizio. Matteos Dallagnol, Laganà non trattiene trombetta. 10 pari. Nicolas Nardi al servizio, seconda partita per lui, è rientrato nella partita del Cosenza. Buonsignore intanto mette giù questa palla dove Nardi non riesce a raggiungerla e punto 10-11. Andrea Raso al servizio, riceve Matteos Dallagnol, recuperata questa palla, Raso riceve e attacca ed è in campo Raso Francesco. 10-12, 2 le lunghezze ora. Andrea Raso al servizio. Riceve Matteos Dallagnol e Matteos è out, non c'è tocco del muro, out. 13. Time out chiamato da coach Polimeni.
10-13 al servizio Andrea Raso. Salomone, primo tempo in pallonetto da Aprile, mani fuori d'astuzia di Bonsignore. Riceve Salomone, corregge Giovanni Chillemi, Laganà tocca il soffitto, questa palla trattenuta da Petrone, non trattenuta bene da Petrone, e si impenna verso il soffitto. 11-14. Sono 5 punti consecutivi fatti dalla Cupe. Bellucci al servizio, riceve un po' di confusione ed è out l'attacco di Laganà. 11-15. Intanto Francesco Raso al servizio. Riceve Salomone, deve correggere di nuovo Giovanni Chillemi, questa volta Laganà mette giù con il doppio tocco Muro, Trombetta. Matteo Salagnol, servizio per il 12-15, non forza Bonsignore. Raso out, Francesco Raso. 13-15. Matteo Salagnol al servizio. È out. Sfiora la palla Matteo Salagnol ma non la tocca, la palla finisce fuori. 14-15, time out. Sempre Matteo Salagnol al servizio. A rete. Bonsignore al servizio. 14-16. 14-16? Sì. Riceve Matteo Salagnol, Giovanni Chillemi, tocco di Giovanni Chillemi, il Muro intercetta. 14-17.
È out questa palla. Samuele Aprile al servizio. Out, abbondantemente out questa palla. Bertone al servizio, 15-18, 3 le lunghezze, zona pericolo. Murato, Laganà in tuffo, tentano i giocatori della Jolly di recuperare. 15-19. Abbiamo visto Polimeni piuttosto agitato. Bertone ora batterà di nuovo su Salomone. Eccolo là, questa volta riceve bene Laganà, tocco del muro, recuperato tentativo di pallonetto, si ricostruisce pallonetto dall'altra parte. Laganà, tocco dell'asta, confusione, molto confusa questa azione, probabilmente c'è stato un tocco dell'asta. Non ho 15-20, piena zona pericolo per questo secondo set per la Jolly. Si abbassa Bertone calcolando male la traiettoria, pensava fosse out, ed è in campo questo attacco del centrale Nardi. 16-20 con la Canaura al servizio. A rete (16-21). Bertone al servizio, riceve bene Matteo Salagnol, Giovanni Chillemi, Murato, si ripropone di nuovo Giovanni Chillemi, tenta il pallonetto, questa volta ce la fa. 17-21. Chillemi al servizio, in campo
De Costa riceve bene, Laganà, ottima copertura del palleggiatore della Cooper, ed è out invece questa, chiedono il tocco ma era molto alta, l'attacco di Saglimbene, 19-21. Altro time out. Chillemi sempre al servizio. Saglimbene riceve, Saglimbene si propone, Murato. (20-21). Chillemi questa volta accorcia, è presa, no? Laganà alza, mette retro Razzi e schiaccia questa palla sul fianco di De Costa. 21-21. Ancora Chillemi al servizio. Saglimbene riceve, Murato, Rasor ci riprova, tenta il pallonetto, Murato di nuovo, ci riprovano sempre di là e questa volta è a terra, chiama la doppia oltre che anche infrazione. 22-21. E botte ancora Giovanni Chillemi, questa volta disturbato ovviamente dal ritardo, perde concentrazione. 22-22. Da Saglimbene al servizio su Salomone, Matteo Sallagnol è out. Non la chiamano neanche questa volta out. In campo
si scaldano gli animi, calmatevi i ragazzi. Ora c'è il richiamo anche del coach ai ragazzi della Gupe. Anche lo stesso 17 Saglimbene. Bisogna moderare il linguaggio, ragazzi. Frasi ingiuriose nei confronti del pubblico rivolte dai giocatori della Gupe. Intanto tocco del muro. Ora ovviamente tutto il pubblico è contro Saglimbene. Cambio, debutta il secondo alzatore Foti Fiorenzo con un cambio con Nicolas Nardi. Unica partita del ragazzo di Reggio. Tocco del muro, recupera la Ganà e la Ganà a terra, ottima, di nuovo con i retrorazzi la Ganà, sale in alto, sale e schiaccia questa palla per il 24-23. Abbiamo perso il cameraman, quindi ho qualche difficoltà a fare entrambe le cose, cosa che riusciva benissimo a Gabriele. Muro, c'è tocco a rete di Matteo Sadallagnol. (24 pari) ha annullato questo primo set point. Al servizio Dario Petrone. A rete. Alessandro Bellucci al servizio. Saglimbene riceve, Murato ci riprova, e passa questa volta il numero 14 Raso Francesco. 25 pari.
e Francesco lo stesso ora al servizio. C'è un cambio, esce il palleggiatore Petrone, entra il numero 18 Scalisi, alza il muro. Salomone riceve bene, Matteo Salagnol a terra e andiamo a 26-25. Con Matteo Salagnol al servizio, rientra intanto Petrone. Sbuccia la palla Salomone e annulliamo di nuovo, 26 pari. Mentre Bonsignore ora al servizio. Matteo Salagnol non riesce a raggiungere questa palla. Primo set point per la Gupe, pessima ricezione. Questa volta infrazione di Samuele Aprile che spinge la palla e set per la Gupe. Palla che era finita a terra, era sufficiente toccarla in maniera diversa.
Si ricomincia questo terzo set al servizio Bertone. Mateos Dall'Agnol, questa volta Samuele si riscatta immediatamente con il fallo commesso all'ultimo punto. Mateos Dall'Agnol al servizio. Riceve Bonsignore, Saglimbene mette a terra. Petrone al servizio. Riceve di nuovo Mateos Dall'Agnol. Lagana, tocco del muro, palla a terra. Samuele Aprile al servizio. Riceve bene, sbuccia Mateos Dall'Agnol. Lagana, tocco del muro. 3 pari. (3-4). Andrea Raso al servizio.
Giovanni Chillemi riceve recupero della Cupe, si ricostruisce. Muro della Jolly, recupera Saglimbene. Bonsignore, tocco del muro, cade a terra, punto Jolly. Giovanni Chillemi al servizio. Sì, ottima l'azione della Cupe. 4-5. Matteo Sodalagnol, ripresa, Laganà, cinque pari. Nicolas Nardi era al servizio. Ottima, Bonsignore, 5-6. Salomone, Matteo Sadallagnol, palla recuperata, si ricomincia, Matteo Sadallagnol di nuovo, questa volta è out, però c'è il tocco ravvisato dal secondo, questa volta è il giallo per proteste. Mi sembrava che era stato chiamato il tocco, poi c'erano state le proteste, ma confusione totale. Era stato chiamato il tocco sulla palla precedente, ma la battuta continuava a essere alla Cupe, non si capisce più nulla, anche come punteggio. Dovremmo essere sul 6 pari, sì, 6 pari. Bellucci al servizio. Saglimbene riceve, Saglimbene, tocco del muro, schiacciata ai Saglimbeni, sporcata dal muro, 6-7. Bertone al servizio. Riceve Giovanni Chillemi, tocco del muro sull'intervento del centrale Samuele Aprile, di nuovo Samuele Aprile, muro, primo tempo, Salomone, Laganà,
recupero di Raso, tocco del muro e di Salomone su schiacciata di Saglimbene, 6-8. Salomone, Laganà, Murato, Laganà, si ricomincia dalla parte opposta con un erroraccio di Matteo Sodallagnol. Non è normale per Matteo Sodallagnol questo tipo di errore. Cambio nel file della Jolly, entra Anthony Invesi al posto di Matteo Sodallagnol, sempre Bertone al servizio. Out. Chiamato timeout da Polimeni su 6-10. Fuori il muro di Samuele Aprile. Anthony Invesa al servizio. Primo tempo, free ball per la Gupe. Saglimbene sporca il muro e Salomone non riesce a prendere questa palla. Giovanni Chillemi,
Petrone al servizio, out. Rientra per il servizio Fiorenzo Foti. Sagli in bene al servizio. Lagana a segno. È in campo questa volta a tocco del muro, palla out. (11-14), sempre Lagana al servizio, time out. A rete questa battuta di Lagana. Si ricomincia dall'altra parte con Andrea Raso. Riceve Anthony Invesi, Giovanni Chillemi spinge, non arriva e il muro rispedisce al mittente. 11-16. Out questa palla. Giovanni Chillemi intanto, tocco del muro e c'è un'invasione a rete.
12-17. Petrone Dario al servizio. Out. Rientra Francesco Raso. Di qua Nicolas Nardi al servizio. Bonsignore, tocco del muro, si ricostruisce, ribollo Bellucci al servizio. Su Saglimbene, Raso corregge, è ottima l'attacco centrale. Bertone intanto al servizio. Salomone. Anthony Invesi in campo. Si insacca questo pallone dopo questo lungo scambio. 16-20.
Samuele Aprile al servizio. In campo Bonsignore. Murato Giovanni Chillemi, finisce sulla testa di Invesi. Time out Polimeni. I 7 point a disposizione della Cupe. Mentre Francesco Raso è al servizio.
out questo attacco dopo svariati recuperi Gupe tra libero e Saglimbene. Ottimo primo tempo, chiuso questo set 20-25. Allora, abbiamo indagato sui fatti che hanno infiammato il palazzetto. Contro Saglimbeni non ha detto frasi ingiuriose, ma era richiamato dal pubblico perché continuamente protestava con l'arbitro, pur non essendo il capitano, mentre i ragazzi invece che erano in panchina hanno fatto gesti, diciamo, ingiuriosi verso il pubblico. Questi sono i fatti. Ho accusato Saglimbene ingiustamente. Non so se c'era l'audio acceso e quindi ripeto, probabilmente era il momento il mix era chiuso. Dicevo che Saglimbene l'ho accusato di frasi ingiuriose, ma non era questo il motivo per cui è scoppiato il palazzetto, ma perché continuamente protestava con l'arbitro, andando sotto il primo arbitro pur non essendo il capitano, mentre i gesti, diciamo, chiamiamoli poco amichevoli, sono stati rivolti dai ragazzi nel rettangolo in panchina verso il pubblico. Per questo è scoppiato il putiferio.
No. Samuele Aprile al servizio. Francesco Raso manda a rete questa alzata. Muro di Nicolas Nardi. Doppia. Aprile sempre al servizio. Lungo scambio. Matteo Sallagnolo, tocco di nuovo del Muro. Pipe ottima di Saglimbene su Muro centrale di Nardi. Andrea Raso al servizio. Primo tempo, tocco del Muro. Murato, il numero 11 Bonsignore. Primo tempo, mani fuori. Francesco Raso. Salomone riceve, ma riceve male. E fa un assist per la Gupe che scaraventano addosso a Bellucci. Di nuovo Laganà, mani fuori. Dallagnol al servizio.
Muro ripreso in campo. Bonsignore al servizio su Matteos Lagnol, costruisce Giovanni Chillemi, è out, 6 pari. Nicolas Nardi su queste palle sono le sue, palla a terra, 7-6. Nardi, lo stesso Nardi al servizio, tocca il muro, non riesce a trattenere questa bomba della Cupe. Sette pari. Bertone al servizio, lamenta un fastidio alla spalla, più volte l'abbiamo visto toccarsi alla spalla destra, è out. Laganà al servizio, 8-7. A rete. Petrone al servizio. Matteos Lagnol, Giovanni Chillemi, tocco del muro, sbuccia la palla anche Trombetta, 9-8. Chillemi al servizio. Out questa palla, tocco, il secondo aveva chiamato il tocco, il primo lo corregge. Chillemi di nuovo al servizio. Tocco del muro, recuperata, non ce la fa, Saglin bene col piede, non raggiunge, c'era anche copertura, in copertura Petrone. Ricezione non al meglio di Bonsignore, poi pasticcio sotto rete e punto Jolly.
Cambio nella Cupe, sono entrati il numero 7 Mollica e il numero 8 Petrone. Saglimbene mette giù con una diagonale stretta 12-9. Saglimbene stesso ora al servizio. Matteo Sodalagnol e buco trovato da Bellucci. 13-9. Ha visto la difesa della Cupe non posizionata al meglio, c'era un buco al centro e l'ha sfruttata, mentre Samuele Aprile si appresta ora al servizio. Saglimbene riceve, il nuovo entrato Mollica si fa murare per il 14-9. Time out chiamato dalla Cupe. Aprile sempre al servizio. E out. Andrea Raso al servizio per la Cupe. 14-10. In campo questa schiacciata di Laganà che trova non coperta la Cupe. Più uno per la Jolly con Alessandro Bellucci al servizio. Muro di Nicolas Nardi ai danni, mi sembra, di Petrone. Sempre sul libero, recuperata la palla dalla Jolly. Oh! Quarto tocco, confusione in campo Cupe.
Oi. Tocco leggero sulle mani del muro. Mani fuori 17-11. Giovanni Chillemi riceve, primo tempo è out la palla di Nicola Nardi, ha allungato troppo cercando l'incrocio di fondo campo. 17-12. Mentre Mollica manda a reto e per il 18-12 Mateos Dalagnol al servizio, al salto, questa volta forza e tira oltre la linea di fondo campo. Petrone al servizio, Giovanni Chillemi riceve e si propone sul libero Trombetta, che chiede maggiore copertura al muro. Stringetevi. 19-13. Rientra Francesco Raso al posto di Mollica, mentre Nardi si appresta al servizio. Primo tempo non arriva in tuffo Nicola Nardi su questo tocco del muro. 19-14. Bertone al servizio per la Gupe. Laganà, muro di Saglimbene. 19-15. Bertone al servizio. Laganà mette a terra e Laganà stesso ora è al servizio. Vanno in due al tuffo Saglimbene in campo. Giovanni Chillemi in pallonetto beffa la difesa della Gupe. 21-15.
Time out, Gupe. Chillemi al servizio, tocco sfiora il nastro, non riescono, dopo il recupero di Salomone non riesce la Jolly, Matteo Sotalagnol e Samuele Aprile a riprendere questa palla. 21-17. Mentre Saglimbene si appresta al servizio. Questa formazione dalla Jolly. Va a rete questa palla di Saglimbene. Esce Samuele Aprile e rientra il palleggiatore Foti Fiorenzo, che oggi debutta. Lunga questa palla, non è stata fruttuosa questo cambio. Andrea Raso al servizio. È out questa schiacciata di Matteo Sotalagnol, che tocca il nastro e prosegue poco oltre la linea laterale. 22-19, mentre time out. Di nuovo Laganà, rincorsa perfetta. 23-19. Bellucci al servizio. È out.
C'è un cambio nelle file della Cupe, entra il nuovo numero 18 Scalisi ed è uscito Petrone, quindi alziamo il muro. Francesco Rase è pronto al servizio. Si ricostruisce dalla Cupe e riesce, in primo tempo riesce questa palla insaccata, ma Bonsignore tocca la rete. Punto Jolly, 24-20. Matteo Salagnol al servizio per questo primo dei 4 set point a disposizione della Jolly per agguantare questo set che porterebbe sul 2 pari. Annullato questo primo set point con Bonsignore ora al servizio. E con questo mani fuori di Laganà andiamo al quinto set, 25-21 Jolly.
Si rientra in campo per questo quinto set. Inizia Giovanni Chillemi. Riceve trombetta Laganà, copre bene. Cosa c'è? Un'invasione a rete segnalato dal secondo arbitro nei confronti di Saglimbene. Aveva preso bene il numero 11 Bonsignore questa schiacciata di Laganà. Di nuovo Chillemi al servizio, contesa la palla a rete. Matteo Sallagnol, mani del muro, recupera Raso. Saglimbene invece questa volta manda a rete. Ottimi recuperi della Cupe. Matteus Dallagnol su questa free ball concessa dalla Cupe porta a 3 i punti. Chiesto primo time out. Sempre Chillemi al servizio. Riceve bene Bonsignore. Saglimbene prolunga questa palla. Out invece la schiacciata di Laganà. Bertone è pronto dalla parte opposta. Si ferma sul nastro. Samuele Aprile al servizio. Saglimbene, Murato. 5-1.
Laganà, mani fuori, esplode il palazzetto. Francesco Raso non riesce a trattenere questa palla che finisce sugli spalti per il 7-1. Altro time out, secondo time out. Aprile ancora al servizio, riceve il libero, trova anche lui il buco, ci mette una mano Laganà, ma non riescono quelli alla Jolly a recuperare questa palla. 7-2, si ferma la serie positiva della Jolly. Petrone al servizio, mentre Francesco Raso ha ricevuto un colpo dai compagni durante le fasi di gioco. Si riprende, riceve bene Giovanni Chillone. Laganà sale di nuovo, cambio di campo, 8-2, ha ritrovato lo smalto Laganà. Bellucci al servizio, si ripristina intanto il punteggio del tabellone che si era azzerato, riceve Trombetta, Saglimbene, recupero di Samuele Aprile, Laganà e Don Signore non riesce a mettere quella mano per ritirare su la palla. Sempre Bellucci al servizio,
ricezione cattiva della Cupe, assist per la Jolly e la Ganà schiaccia nei 3 metri. Out questa schiacciata di Francesco Raso, cercato le mani del muro, angolando un po' troppo. Francesco ci riprova e viene murato, ha tentato un pallonetto, c'è un cambio nelle file della Cupe, entra il numero 7 Mollica al posto di Francesco Raso, visibilmente stanco. Bellucci al servizio. Centrale, è stato un tocco del muro, palla spinta di Laganà che trova una parallela, un varco tra l'asta e le mani del muro e manda 13 punti. Di nuovo Bellucci. Saglimbene. Out questa palla di Saglimbene. 14. 2. Ben 12 i match point per questa partita dura. Che ha visto due squadre combattere a pari livello. Out questo tiro di Bellucci. Al servizio Saglimbene. Non forza giustamente e fa ace, trova impreparato Salomone che si aspettava un tiro più lungo. 14-4. Di nuovo stessa palla, stesso movimento. Primo movimento all'indietro. Vediamo se fanno la stessa cosa. E a terra la palla. Continua Saglimbene. E il terzo set point annullato. Laganà insacca ed è 15° punto
per il 3-2 finale. Una Cupe diversa dallo scorso anno, più agguerrita. Quest'anno tutte le squadre del campionato del nostro girone sono molto agguerrite. Ritorna alla vittoria la Jolly dopo la sconfitta di Cosenza. Onore alla Cupe, non ha affatto sfigurato. Quinto set, lotteria del quinto set, strappa un punto, si porta il ringraziamento dei giocatori della Jolly ai propri tifosi. La Cupe va a 4, la Jolly a 6 punti. Vedremo poi lunedì, quando finiranno le partite, le posizioni in classifica. Bene, salutandovi e dandovi appuntamento a domenica prossima, giocheremo di nuovo qui in casa. Abbiamo 2 appuntamenti casalinghi consecutivi. Arrivederci, alla prossima settimana.